Marin, nella sua storia del commercio dei veneziani, Marin, che è stato il primo marito di Isabella Teotocchi Albrizzi, dice che Venezia di fatto, anche dal punto di vista, lui si concentra sul punto di vista commerciale, aveva ancora delle buone potenzialità, però almeno lui sostiene che a Venezia ci fossero una serie, lui li chiama divani cialtroni, che avevano l'interesse a far passare che tutto fosse piccolo in Venezia e che non funzionasse nulla. Io credo che anche nel disfattismo di una parte della nobiltà ci fossero degli interessi di natura economica, ci fossero degli interessi nel impedire alcune riforme, per esempio dei dazi interni, degli interessi nel non adottare nuove tecniche agricole in alcuni casi. Credo che sarebbe anche qualcosa da studiare, perché mi sembra, in alcuni casi mi sembra anche evidente. Per esempio Francesco Pesaro da giovane aveva proposto delle riforme, a un certo punto lo mandano a fare l'ambasciatore in Spagna perché non poteva stare a Venezia e proporre determinati cambiamenti, e si trattava nella sua ottica solo di togliere i dazi interni, per cui forse qualche interesse in questo disfattismo forse anche c'era, però sono anche un po' fuori mano. No, io sono un accanito sostenitore che la Repubblica avrebbe potuto continuare ad esistere, anzi c'è tutta l'ultima parte del libro che è dedicato anche all'aspetto squisitamente militare della faccenda. Insomma, basta pensare che 50 anni dopo Venezia, senza disporre della flotta che improvvidamente venne lasciata agli austriaci, senza avere un esercito perché era una milizia cittadina e un po' di volontari rastrellati a destra e a sinistra, sostanzialmente tiene in scacco l'intero esercito austriaco a lungo e sostanzialmente si arrende solo per fame e per malattia. Quindi a maggior ragione, disponendo di una flotta, disponendo dell'aiuto magari inglese, dominatori dei mari all'epoca, cioè Nelson non è che sia esattamente l'ultimo dei e in più avendo a disposizione perlomeno tra i 20 e i 25 mila soldati addestrati nel solo dogado, avrebbe potuto fare ben altra cosa. Non per niente nel libro esamino è l'ossessione di Napoleone. Napoleone è ossessionato dal pericolo veneziano sul fianco e alle spalle, fin tanto che Mantova resiste. Lui è d'accordo col direttorio, ed è una delle rarissime occasioni in cui questo succede, nel non procedere nell'avanzata verso l'Austria, verso Vienna. Perché? Perché teme che una volta entrato nelle Alpi, teme quello che tutti noi ci aspetteremmo, perché l'interesse veneziano sarebbe stato proprio quello di colpirlo alle spalle. Avrebbero probabilmente distrutto l'Armée d'Italie e chissà come sarebbe andata la faccenda. Tra l'altro la mancata resistenza di Venezia ha un peso terribile nel 1815 al congresso di Vienna, perché quando Talleyrand, l'eterno Talleyrand, di nuovo ministro degli esteri del Regno di Francia, dirà: ma insomma, se dobbiamo ripristinare l'ancien regime dobbiamo ripristinarli tutti gli stati precedenti, quindi Venezia, Genova, Lucca e via dicendo. E che Metternich lo zittisce. Anche gli inglesi, che pure sarebbero stati d'accordo, sono costretti a dargli ragione, ma questi si sono autosciolti. Non